Riparte ancora una volta da Venezia Sognando Itaca, il progetto di velaterapia dell'AIL, l'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielomi. Nato 20 anni fa sul lago di Garda, il progetto ha raggiunto il mare nel 2009. Sulle barche, pazienti oncoematologici accompagnati da skipper professionisti, medici, infermieri e psicologi, sognando Itaca perché come Ulisse si trovano ad affrontare un mare aperto e sconosciuto. Nei porti escono decine di barche messe a disposizione dai nostri sostenitori con i pazienti, però la cosa importante è che questo progetto è stato capito, è stato recepito e viene portato avanti laddove è possibile tutto l'anno. Quanti pazienti si portano in giro in questa maniera, più o meno all'anno? Centinaia di pazienti. Sognando Itaca è un progetto di riabilitazione psicosociale che, partendo da quell'ampio sistema di variabili psicologiche, sociali e di stile di vita che possono influenzare la malattia, promuove azioni di benessere del paziente. Rafforzando proprio il corpo e la mente, rafforza, come vi dicevo, anche il sistema immunitario, quindi questo completa un processo di guarigione. Ci sono degli studi a proposito, cioè ci sono dei dati? Ci sono dei dati, hanno pubblicato sia a livello di modelli animali ma anche sull'uomo proprio una correlazione stretta tra il benessere proprio psicologico e psicofisico e la guarigione. Tra chi partecipa al progetto di velaterapia dell'AIL anche il campione olimpico veneziano di canoa Daniele Scarpa. Staccarsi da terra e andare per acqua lascia sempre un certo timore, però una volta vinto, una volta superato, la gioia, la bellezza da qualsiasi età è inimmaginabile, quindi la consiglio soprattutto a livello psicoterapeutico per uscire anche da momenti di depressione dovuti alla malattia, perché la malattia ti crea queste concause che sono poi alla fine deleterie per star meglio. Le barche, i bambini e i ragazzi che si imbarcano su queste barche ed è una cosa importantissima vivere una giornata di questo tipo. Io li ho visti trasfigurati al timone di una grande barca, un bambino piccolo perché aveva 9 anni, sentirsi praticamente il re del mare, un Marco Polo in miniatura, una cosa. Quindi è importantissimo questo rapporto come tante altre cose che noi AIL facciamo.